La Giunta regionale ha deciso, anche su pressione del territorio, di stanziare circa 700.000 euro, un impegno di spesa importante per la sistemazione del nostro Ponte degli Alpini. Quindi questo è un segnale importante che la Regione ha voluto dare a questa città, ma soprattutto al suo monumento simbolo che merita di un intervento immediato. Una notizia in esclusiva: dopo la cifra stanziata per la sistemazione del Tempio Ossario, inserito tra i monumenti di valenza nazionale nell'ambito delle celebrazioni della Grande Guerra, la Regione pensa al simbolo per eccellenza di Bassano, il Ponte Vecchio, il Grande Malato, grazie anche alle forti pressioni della comunità non solo bassanese. Abbiamo deciso di trovare le risorse per il Ponte degli Alpini, anche alla luce della tanta solidarietà, della tanta attenzione di tutti i cittadini che si sono veramente ingegnati con raccolte di fondi, con sensibilizzazione. Ne valeva la pena, abbiamo fatto uno sforzo, ma sarà una cifra importante perché servirà per coprire la parte della progettazione, ma soprattutto la parte dei lavori che sono sempre più urgenti, perché basta camminare sul ponte per vedere gli effetti di una cattiva manutenzione. Una risposta che arriva alla Giunta Comunale di Bassano, che aveva chiesto proprio alla Regione un contributo per i lavori di sistemazione del ponte Palladiano. E intanto, lo ricordiamo, è stato dato il via libera al progetto preliminare che riguarda la sistemazione delle fondamenta, la parte maggiormente danneggiata.